Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, primo Iter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, come di consueto. Vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ormai sono sempre le solite parole che dico ogni inizio di trasmissione. La tematica ovviamente riguarda il Covid e quindi ancora questa sera parleremo di questa tematica, però con delle persone molto importanti, perché vedete il titolo, la regia del Covid non è la regia di chi ha fatto il Covid, sarebbe stato più corretto mettere anti-Covid, però è quella che praticamente ha contribuito in una maniera determinante perché questo virus iniziasse a scemare così rapidamente, ed è la protezione civile. Dunque questa sera tratteremo la protezione civile nella nostra regione, che è stata e ha avuto in Italia ma anche nella nostra regione un'importanza davvero assoluta, e lo faremo ovviamente con ospiti importanti che inizio a presentare. Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale della protezione civile, grazie di essere con noi. Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, buonasera. Buonasera, e buonasera anche a Cristina Gazzin, che è del coordinamento protezione civile della provincia di Padova. Grazie a tutti lei che qui con noi questa sera, davvero è un piacere. Abbiamo già collegato l'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottacin, vediamo se riusciamo a vederlo in video. Eccolo qui, lo ringrazio. Grazie assessore anche lei di essere con noi questa sera, e quindi vediamo se mi sente. Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Perfetto, l'abbiamo sentito bene. Andiamo da Elisabetta Corazza in redazione. Buonasera Elisabetta. Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e benvenuti a chi ci segue da casa, a cui ricordo che possono partecipare attivamente alla trasmissione, possono telefonare al numero 049 80 77753 oppure possono scriverci sms con le loro domande al numero 345 3341 171. Ovviamente c'è Elisabetta che prima di iniziare la trasmissione ho già preso parole, perché ti faccio, mi metti la Elisabetta in video, grazie, perché ti faccio lavorare troppo, non vorrei mai, quindi poi discuteremo anche di questo, però a fine trasmissione, perché è la cosa meno importante. Va bene, vediamo qual è la tua situazione psicologica sotto questo profilo. Saluto Denis Maranni in redazione 2, buonasera Denis. Una buona serata anche da parte mia, e come di consueto Giorgio cominciamo con i dati relativi al contagio, prima quelli nazionali, quindi i dati relativi al nostro paese, dove i casi totali, li vedete, sono 200 in più nell'ultima giornata, che hanno fatto salire il dato totale a 233.197, calano di 708 unità i malati, che ad oggi sono 41.367, i guariti 158.355, nell'ultima giornata 60 nuovi decessi, che hanno fatto salire il dato totale a 33.475. Andiamo anche con i dati relativi alla nostra regione, aggiornati anche questi in serata. I casi totali, uno in più rispetto al bollettino di questa mattina, per un totale di 19.155, i malati 11 in meno, attualmente sono 1.457, 376 ricoverati in area non critica, 27 in terapia intensiva, i dimessi 3.387, i decessi totali sono 3 in più nel corso della giornata odierna, che fanno salire il dato totale a 1.921. Ovviamente una delle tematiche importanti è questa benedetta mascherina, perché ovviamente tra poco si potranno usare quantomeno negli spazi liberi, non in quelli chiusi. Ne ragioneremo questa sera, perché avremo collegata anche l'immunologa Antonella Viola, poi avremo Pierpaolo Baretta, sottosegretario del Ministero dell'Economia, e anche ovviamente uno psicologo, per capire se questa mascherina può creare dei problemi o meno. E non ci siamo dimenticati, anche ovviamente parleremo nell'ultima parte della candidatura di Arturo Lorenzoni per quanto riguarda la Regione Veneto, quindi tratteremo anche un pezzettino questa tematica qui. Allora andiamo però, prima di iniziare il ragionamento con tutti voi, andiamo a vedere il servizio, l'organizzazione della protezione civile nella nostra regione. Vediamo il servizio. Migliaia di volontari per garantire la sicurezza dei cittadini veneti. Questa è la schiera della protezione civile, presente anche nei momenti più duri. Se c'è una cosa che la pandemia ha insegnato è il valore di lavorare per il prossimo. In 3 mesi di emergenza sanitaria sono molti i campi in cui questo è stato evidente, da quello medico a quello assistenziale, fino a quello sociale. Come in altre emergenze, la protezione civile ha giocato un ruolo essenziale nella gestione di un periodo così difficile, sintetizzando perfettamente il bisogno di darsi una mano e
il desiderio di aiutare il prossimo. Istituita nel 1992, la Protezione Civile assume in Veneto le caratteristiche di una vera e propria rete operativa. La sede regionale fa capo a 57 distretti, in cui sono suddivise le province, che a loro volta comprendono le centinaia di comuni in cui è presente un gruppo di protezione civile, 498 le associazioni totali, un ente a base volontaria che durante l'emergenza coronavirus ha visto impiegati quasi 9.000 cittadini in tutto il Veneto. Cuore pulsante di questa grande macchina di aiuti è la sede regionale della Protezione Civile in via Antonio Paolucci a Marghera, nel comune di Venezia, dove lavorano stabilmente 35 operatori. Un luogo dall'importanza cruciale negli ultimi mesi, documentato dalle telecamere di TV7 per 85 giorni consecutivi. Da qui il presidente Luca Zaia ha aggiornato giorno per giorno i cittadini sul decorso della pandemia attraverso la stampa. Da qui sono state diramate le ordinanze che hanno regolato la vita quotidiana dei veneti in lockdown. Da qui è partito il lavoro di coordinamento della protezione civile in tutto il territorio regionale. Le disposizioni discusse dal tavolo di crisi, a cui partecipa l'assessore competente Giampaolo Bottacin, vengono elaborate a Marghera e diramate alle sedi provinciali della protezione civile sparse nel territorio. Queste sedi provinciali provvedono a coordinare il sistema di aiuti fra i diversi distretti e gruppi comunali, che di concerto con la polizia locale e le amministrazioni si occupano del contatto con i cittadini. Una macchina imponente e ben organizzata che si basa quasi totalmente sul lavoro volontario. Dal 31 gennaio al 23 maggio ben 8.848 volontari hanno donato il loro tempo in tutta la regione. Ogni provincia ha risposto con un cospicuo numero di adesioni: 1.806 da Treviso, 1.654 da Vicenza, 1.507 da Padova. La Protezione Civile ha partecipato al montaggio delle tende per il triage fuori dagli ospedali, presidiando le 24 ore al giorno. Ha svolto screening aeroportuali e assistenza nelle stazioni ferroviarie. Ha contribuito al ripristino di 5 ospedali per far fronte all'ondata di ricoveri con 740 nuovi posti letto. E poi ancora la consegna delle mascherine, 14 milioni di pezzi distribuiti, 10.130 invece le telefonate gestite dai centri operativi. Una chiamata collettiva per un totale di 101.182 ore di lavoro, con un valore stimato di 22.260.000 euro. Numeri che variano in assenza di emergenza, ma che danno l'idea di che risposta il Veneto sia in grado di fornire, basate interamente sul senso civico e lo spirito volontario dei cittadini, in grado di distinguersi quando c'è maggior bisogno di aiuto. Allora, credo sia significativo questo servizio. Allora, prima di sentire l'assessore, voglio salutare l'immunologa Antonella Viola, che è collegata con noi, che se la regia me la mette in video. Buonasera, professoressa. Buonasera. Allora, buonasera. È un piacere rivederla, davvero, questo lei lo sa, quindi sono molto felice che lei abbia dedicato un po' del suo tempo anche alla nostra trasmissione, quindi la ringrazio già in anticipo, comunque grazie davvero. Allora, assessore Bottacin, mi sembra abbiamo dato i numeri della protezione civile qui in Veneto, è davvero qualcosa di straordinario. Ecco il motivo per cui abbiamo messo la regia del Covid, al di là del profilo sanitario ed economico che è importantissimo, straimportante, però la protezione civile è stata proprio la vera regia di tutto quello che è successo per poter aiutare chi ne aveva bisogno. Ma guardi, devo fare una piccola correzione sui numeri che erano in tutto perfetti, però un dato non è corretto. Avete scritto 101.000 ore di lavoro, in realtà erano 101.000 giornate di 8 ore, quindi più di 800.000 ore. In più aggiungo che ormai siamo arrivati a quasi 115.000 giornate di lavoro, quindi siamo vicini al 1.000.000 di ore che la protezione civile, i volontari della protezione civile hanno regalato alla collettività. Come dico sempre, il mestiere della protezione civile è fare prevenzione, previsione, ma anche gestione dell'emergenza. Noi conosciamo la protezione civile, i cittadini conoscono la protezione civile soprattutto nella fase di gestione dell'emergenza. In questo caso c'era un'emergenza prevalentemente sanitaria, ma è del tutto evidente che il Presidente della Regione, che è anche da 2 anni a questa parte autorità di protezione civile, ha ritenuto di coinvolgere totalmente nella regia di questa partita anche la protezione civile, e credo che abbia fatto bene. Quindi fin dall'inizio ha gestito l'operazione stando nella sede regionale della protezione civile e sempre in prima linea come è abituato a fare lui. Lasciatemi dire una cosa, un anno fa
poco più di un anno fa, era il 12 marzo del 2019, venne in Veneto, a Belluno per la precisione, il Presidente della Repubblica Mattarella, a seguito dell'emergenza Vaia, e disse che la Protezione Civile del Veneto aveva dato una lezione a tutto il Paese. E questo è grazie agli oltre 20.000 volontari di Protezione Civile che sono sul campo e che lavorano costantemente nel più totale silenzio. Questo è vero che è un'emergenza sanitaria, però è altrettanto vero, io dico sempre, faccio questo esempio, che le guerre si vincono sì con le truppe d'assalto e chi sta in trincea, in questo caso sono stati i medici e tutto il personale sanitario, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, insomma chi era in trincea, ma dietro serviva la logistica e quindi le guerre si vincono anche con i reggimenti logistici. In questo caso la Protezione Civile, lo avete ricordato nel vostro servizio assolutamente completo, ha garantito la logistica su tutti i fronti, sia per l'assistenza alla popolazione e sia per il supporto alla sanità, cioè il materiale sanitario è stato garantito nei presidi grazie alla Protezione Civile e ai volontari della Protezione Civile. Io sono, lo dico sempre, sono onorato di rappresentare la Protezione Civile del Veneto. Abbiamo cercato, con Vaia lo abbiamo dimostrato, di non appoggiarci solo ed esclusivamente ai volontari, ma abbiamo messo in piedi un sistema di previsione, prevenzione e di interventi anche che consentano di mitigare il rischio, che è stato riconosciuto sostanzialmente da tutti, insomma dai più autorevoli esperti. Però è ovvio che senza l'esercito di pace rappresentato dai volontari della Protezione Civile, sottolineo che lo fanno a titolo totalmente gratuito, perché a volte qualcuno dice ma quanto prendo? Non prendono nulla e ovviamente hanno il rimborso del panino che mangiano, ma oltre a quello non c'è assolutamente nulla. Ecco, grazie ai nostri volontari ancora una volta siamo riusciti a fare dei numeri, loro sono riusciti a fare dei numeri che non hanno eguali in Italia. Le 114.000 giornate uomo che hanno messo in campo in questa emergenza non ha eguali. Veniamo superati solamente e di poco dalla Lombardia, che però ricordiamo ha avuto molti più casi e ha il doppio di abitanti rispetto al Veneto. Quindi ancora una volta i volontari della Protezione Civile del Veneto hanno dimostrato la loro potenza di fuoco. Ricordo inoltre che indossare la divisa della Protezione Civile non vuol dire solo avere un cuore grande, vuol dire anche avere un cuore grande, avere spirito di solidarietà, ma è necessario avere anche la preparazione che ti consenta di affrontare le situazioni emergenziali. E quando ci sono emergenze tanti mi chiedono ma vorrei entrare anch'io nella Protezione Civile. Quando gli spieghi che deve fare 44 ore di corso base solo per indossare la divisa, poi ci sono i corsi specialistici, poi ci sono le esercitazioni, poi quando ti chiamano gli dici devi partire e correre lasciando la famiglia a casa, e qualcuno magari si defila, perché il messaggio che a volte purtroppo passa è che dietro alla parola volontario ci sia quasi una sorta di passatempo. Beh, sottolineo che non è assolutamente così e ringrazio tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile, i volontari che sono in campo e anche tutto il personale degli enti locali. Ricordiamoci che in Italia c'è un sistema di protezione civile che parte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, okay, che si avvale del supporto del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, il cui capo è Angelo Borrelli in questo momento, poi delle regioni, delle province e poi ovviamente dei comuni. Certo. Ricordiamoci che il sindaco è autorità di protezione civile locale, certo. L'autorità di protezione civile più vicino al cittadino. Essere autorità di protezione civile non vuol dire avere una medaglia al petto, vuol dire doversi assumere fino in fondo responsabilità pesantissime in tempi rapidissimi e purtroppo, dico purtroppo perché quando capita a qualche amministratore è sempre una cosa che lascia la mano in bocca, diversi amministratori purtroppo ne hanno pagato le conseguenze, ovviamente sbagliando nel momento in cui i giudici hanno ritenuto che avessero sbagliato, ne hanno pagato conseguenze a volte anche pesantissime all'interno dei tribunali. Certo. Quindi questo per spiegare in poche parole cos'è il sistema della protezione civile. L'ha spiegato, Poi ho visto Cristina Gazzin che saluto, una
direi che è il cuore della protezione civile di Padova, della provincia di Padova, quindi approfitto per salutarla e ringraziarla. Saluto naturalmente anche tutti gli ospiti, però anche in questo caso la protezione civile di Padova ha avuto un ruolo fondamentale. Quando si parla di logistica in Veneto, lo dico ma senza che nessuno si offenda, perché come dicevo prima ognuno si specializza in alcune cose. Quando parliamo di logistica, Padova è sempre un centro di riferimento importantissimo per la regione Veneto. Assolutamente vero. Giampaolo Bottacini ha dato una spiegazione che ha quasi concluso la trasmissione, invece devo fare tantissime altre domande, quindi ha dato una spiegazione ovviamente di cos'è la protezione civile a 360 gradi, ricordando soprattutto nel nostro paese che è un paese di volontari, di volontariato, e senza di questo davvero non so questo paese come farebbe andare avanti, ma è un altro tipo di discorso. E, avendo molti ospiti in questa trasmissione, ovviamente devo saltare, come si dice in dialetto veneto, dal panno in frasca, perché dovevo continuare, però avendo la professoressa Viola, l'Antonella Viola collegata, allora voglio sapere com'è la situazione, visto che i numeri stanno migliorando, però se me la inquadrate voglio prima farle vedere un servizio, così ci colleghiamo già nel ragionamento che voglio fare, che voglio chiederle, quello che ha detto il professor, che lei sicuramente avrà vista, Zangrillo, che è direttore della terapia intensiva del San Raffaele, nella trasmissione di mezz'ora. Allora andiamo a vedere questo piccolo estratto e poi voglio commentarlo con lei, ascoltiamolo. Ma, insomma, mi verrebbe da dire con irritazione, ma in realtà mi irrito per cose più gravi. In realtà mi viene veramente da ridere, perché io, se vuole, le dico la verità, gliela dico ufficialmente, in modo che tutti gli italiani se ne facciano una ragione. Allora, oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente la fine del mese e l'inizio di giugno per una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus praticamente dal punto di vista clinico non esiste più. Questo lo dice l'Università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo direttore dell'Istituto di Virologia, professor Clementi, lo dice insieme alla Emory University di Atlanta, professor Silvestri. Tamponi eseguiti attualmente negli ultimi 10 giorni hanno una carica virale dal punto di vista quantitativo assolutamente infinitesimale rispetto a quelli eseguiti su pazienti di un mese, 2 mesi fa. Lo dico consapevole del dramma che hanno vissuto i pazienti che non ce l'hanno fatta, però continuare a portare l'attenzione anche in modo ridicolo come sta facendo la Grecia, credo proprio sulla base di un terreno di ridicolaggine, che è quello che abbiamo impostato a livello di comitato scientifico nazionale e non solo, dando la parola non ai clinici, non ai virologi veri, cioè quelli che sono veramente professori e non che si autoproclamano professori. Il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Bene, allora professoressa Viola, io sono un cittadino, sono stato preoccupato fino all'altro giorno, dopo questa intervista sentita dal professor Zangrillo, mi sono messo il cuore in pace, non esiste più. Ecco, queste notizie le chiedo a lei che è un'immunologa, dunque ci lavora, ci studia, conosce benissimo la materia, dobbiamo essere tranquillizzati da queste dichiarazioni oppure possiamo mettere qualche punto di domanda? Perché io ne ho sentiti tutti i colori, dicono che ritornerà quando arriva l'autunno, dicono che non è finita qui, dicono che bisogna stare attenti, poi sento questo luminare e ci dice ragazzi è finita tutta, qual è la verità, dottoressa Viola? Perché questa è una cosa molto grave, che vengano dette cose che magari poi non sono reali e vere, perché vanno ad intaccare una popolazione preoccupatissima. No, lei ha perfettamente ragione. Prima voglio semplicemente esprimere il mio ringraziamento alla Protezione Civile, visto che ho l'occasione, visto che sono qui veramente da cittadina, grazie di tutto quello che avete fatto. Detto ciò, invece, non sono così contenta del comportamento della scienza in questo periodo. Magari ci fossimo comportati bene come volontari della Protezione Civile, nel senso che purtroppo questa affermazione che ha fatto il collega è un'affermazione che io comprendo da un punto di vista del clinico che si trova finalmente ad avere una situazione tranquilla in
ricca, no? Quindi riuscire a gestire bene i suoi pazienti, vedere che ci sono poche persone in terapia intensiva, quindi è un sollievo che condivido e che penso tutti quanti siamo molto felici di poter dire oggi che la situazione è decisamente migliorata. Però da questo a fare affermazioni senza avere i dati pubblicati è un atteggiamento che uno scienziato non dovrebbe avere, nel senso che quando questi dati a cui faceva riferimento saranno pubblicati, la comunità scientifica li valuterà, li studierà e se sarà vero, cioè se effettivamente vedremo che c'è stata una mutazione nel virus, che il virus è meno aggressivo, che il virus è meno infettivo, che la carica virale è così più bassa, ne prenderemo tutti atto con gioia, con estrema gioia, però non si può andare a comunicare i risultati di una ricerca scientifica ai giornali prima di averli pubblicati in uno studio, perché noi dobbiamo guardare i dati, altrimenti di cosa stiamo parlando? Il motivo per cui c'è questa grande risposta dal punto di vista clinico, cioè questa situazione così buona, è che ha funzionato il lockdown. Hanno funzionato le misure di distanziamento fisico, a me non piace molto il termine di distanziamento sociale, ma il distanziamento fisico, le mascherine, i guanti, l'igienizzante, hanno funzionato appunto le chiusure, le zone rosse, ha funzionato tutto un sistema, ha ripreso a funzionare quello che all'inizio era un po' impreparato, cioè la medicina del territorio, quindi i medici che sanno meglio come gestire i pazienti, che il paziente non arriva più a essere grave, non arriva in ospedale nelle condizioni in cui arrivava prima, quindi c'è tutta una macchina appunto, un sistema che ha potuto tirare un gran respiro di sollievo e funzionare meglio. Però se noi andiamo a fare un conto banale, andiamo a vedere quante persone sono morte negli ultimi giorni, più o meno ho fatto una media sui 100 al giorno, no? Nell'ultimo periodo di maggio, e lo andiamo a rapportare ai contagi che c'erano un mese prima e facciamo lo stesso lavoro andando indietro di un mese esatto, quindi fine aprile con fine marzo, vediamo che più o meno la mortalità rispetto ai contagi è sempre intorno al 5%, non è cambiata. Quindi quello che è cambiato veramente è che il numero di contagi è estremamente più basso. Poi ci sarà sicuramente un ruolo dell'estate, del caldo, tutte le malattie respiratorie, le malattie infettive respiratorie durante l'estate hanno vita dura, no? Nel senso che il caldo, la luce ultravioletta, il fatto che stiamo di più all'aperto aiuta a ridurre il contagio, ma questo non vuol dire che ci sia stata una mutazione del virus e che questo virus da questo momento in poi per noi non è più un problema. Ricordiamoci che stanno morendo ogni giorno circa 1000 persone negli Stati Uniti, ogni giorno 1100 circa in Brasile, ogni giorno 350 in Inghilterra, quindi insomma dire che il virus ormai clinicamente è morto a me sembra un po' eccessivo. Ecco, allora professoressa, allora le chiedo, lei correttamente ha dato una spiegazione, io sono un cittadino, ho vissuto questi 3 mesi, mi vedo un'intervista del professor Zangrillo e poi sento la professoressa Antonella Viola. Che idea mi faccio? Cioè uno mi dice una cosa, un luminare, un altro luminare me ne dice un'altra. E io che figura, cioè, cosa ci ho capito da questa situazione? No, ma lei ha perfettamente ragione e c'è stata, guardi, così come c'è stata una crisi sanitaria, una crisi economica importantissima, c'è stata una manifesta crisi della scienza, una manifesta crisi del rapporto tra scienza e società, tra scienza e cittadini, della comunicazione della scienza. Sono saltati tutti gli schemi, cioè normalmente noi scienziati discutiamo tantissimo, ci confrontiamo, anche in maniera molto, molto vivace, ma lo facciamo nei nostri congressi, lo facciamo attraverso le nostre pubblicazioni, nel nostro ambiente. Qui invece si è passati direttamente a manifestare tutto questo attraverso la televisione, i giornali e c'è stata una fretta di comunicare sensazioni, dati non ancora validati, così alle persone facendo saltare tutti gli schemi tipici di come la scienza lavora, e la scienza dovrebbe lavorare con la pubblicazione dei dati e la validazione da parte della comunità scientifica. Questo non c'è stato.
pronunciato, e io credo che dopo questo sarà necessario un momento in cui noi scienziati ci confrontiamo proprio su questo sgomento, sbigottimento che abbiamo causato nelle persone, perché è molto grave. Diceva giustamente il professor Locatelli, sono delle parole estremamente gravi quelle che sono state pronunciate. Allora, fermali, adesso chiedo agli ospiti, inizio proprio dall'assessore Bottacin, chiedo a tutti di essere sintetici perché voglio sentire il pensiero di tutti. Bottacin, in queste dichiarazioni che abbiamo sentito dal professor Zangrillo e di quello che ha detto la professoressa Viola, lei che idea si è fatto? Inizio da lei, poi vado da Gottardo, dal vice sindaco e anche dalla Cristina Gazzin. Inizio proprio con Bottacin. Ma l'idea che mi sono fatto è una non idea, nel senso che quando senti scienziati o comunque tecnici del settore che dicono tutto il contrario di tutto, da cittadino rimani spiazzato. E purtroppo, ma non mi riferisco naturalmente solo a quello che ho sentito questa sera, per carità, è un esempio. Però ricordo che fin dall'inizio, dai primissimi giorni, c'era qualcuno che diceva di autorevolissimo è poco più che un'influenza e qualcun altro che diceva moriamo tutti. Noi eravamo in unità di crisi e dovevamo prendere decisioni. E la prima telefonata, fra l'altro, l'ho ricevuta io da Angelo Borrelli, perché il presidente Zaia stava registrando una trasmissione televisiva, non poteva rispondere. E da quel momento le decisioni abbiamo dovuto prenderle, e non è facile prendere decisioni nel momento in cui hai il mondo scientifico che non ti dà una linea chiara di demarcazione uguale per tutti. Gottardo. Io penso che sicuramente le decisioni importanti sono state date e la Regione Veneto lo ha dimostrato. Io penso che un grande merito lo abbiano comunque anche avuto i cittadini, perché parlavamo proprio prima... No, ma io volevo parlare sulle due temi che abbiamo sentito, Gottardo, tra quello che ha detto un illuminare e quello che ha detto la Viola questa sera. Cioè uno ha detto praticamente il virus è sparito, la Viola ha detto no, prima di dire certe cose bisogna pensarci 3 volte. Sì, lei da cittadino che idea si è fatto? Perché la gente mi sta chiedendo questo, ma la gente questo se lo chiede, non è il primo episodio questo che sentiamo della scienza, no? Che si contraddice e dice io preferisco sicuramente, e quello che sto anche dicendo ai cittadini con cui parlo, preferisco sicuramente essere più cauto. Io sono dalla parte di quelli che dicono anche se è vero, ma è meglio che andiamo con i piedi per terra, non è ancora dimostrato effettivamente che il virus non esiste, per cui noi continuiamo a comportarci adottando tutte le misure come... Lanciando questo messaggio, trovi il giovane che va in giro senza mascherina, senza le distanze sociali, come diceva. E questo infatti è molto molto pericoloso, perché come diceva la professoressa Viola, noi non abbiamo ad oggi nessun dato scientifico dimostrato e validato. È un'opinione autorevole, perché senza dubbio è un'opinione autorevole, ma non è dimostrato, per cui noi preferiamo far parte di quelle persone che ancora pensano che con il virus stiamo convivendo. Arturo, cioè, come mai una persona importante come il professor Zangrillo, che è una persona autorevole, come diceva Gottardo, si permette di dare e di dire questa cosa quando non c'è una sicurezza o una certezza? Cosa gli è saltato per la testa? Ma anche le persone autorevoli, quando gli viene data grande visibilità, possono cercare più la visibilità che l'affermazione scientifica. Parlava in una trasmissione televisiva, non in un consesso scientifico, e secondo me ha cercato più la visibilità. Ha detto molto bene la professoressa Viola che qualche volta anche gli scienziati si fanno trascinare. Fare quelle affermazioni secondo me è particolarmente grave, perché non dobbiamo limitare al nostro paese, alla nostra regione, al nostro comune, cioè dobbiamo guardare quello che sta succedendo nel mondo. E nel mondo è ancora, mi pare, la carica violenta del virus assolutamente impressionante. Hanno richiuso la Corea, per dire, dopo mesi in cui non avevano avuto dei casi, per cui ci vuole grande cautela. Per fortuna possiamo riprendere una vita sociale un po' più, diciamo così, gratificante, ma con grande cautela, facendo attenzione a non creare le occasioni perché il virus possa tornare a circolare. Cristina Gazzin, parlo su queste dichiarazioni che abbiamo sentito. Sì, personalmente concordo con quanto detto dalla professoressa Viola. Quindi diciamo che finché la scienza non si esprime in modo concorde, è importantissima applicare tutte le norme di prevenzione che ci continuano ad essere indicate.
No, certo, perché, scusate, voi l'avete spiegato con una tranquillità. Io rimango da cittadino molto preoccupato, perché sentire queste cose poi smentite, poi dico, vabbè, ad ogni modo io mi auguro che le cose ovviamente vadano per il meglio. Professore Saviola, come siamo messi invece? I casi diminuiscono anche i decessi, insomma, per i motivi che lei ha citato prima del lockdown, ovviamente, del comportamento delle persone, da quanto ho recepito, ovviamente la situazione sta andando verso una determinata normalità. È rassicurante tutto questo, professoressa? Beh, moltissimo. Rispetto all'ultima volta che ci siamo visti in trasmissione, eravamo nel pieno della crisi. Oggi veramente possiamo dire che siamo stati bravi, insomma, che ha funzionato tutto e che è andata veramente molto bene. Il numero di contagi, lo vediamo tutti, è in netta diminuzione. In Veneto poi la situazione è veramente tranquilla, oserei dire. Certo, questo non vuol dire che non dobbiamo stare attenti, però insomma possiamo tutti tornare a una vita di quasi normalità, ecco, possiamo stare decisamente più tranquilli e possiamo essere soddisfatti del grandissimo sacrificio che è stato fatto, perché ricordiamoci che è stato un sacrificio enorme per tantissime persone, per le aziende, per ristoratori, per tante categorie, però ha funzionato, quindi non sprechiamo quello che è stato fatto. Prima di congedarla con le mascherine, il governatore ha detto beh, nelle parti dove c'è aria, dove può camminare, si può andare in giro anche senza mascherina. Lei cosa pensa? Sì, sono assolutamente d'accordo con lui, nel senso che all'aperto, se non c'è un affollamento di persone, se non c'è una distanza ravvicinata, non è necessario, se io vado a fare una passeggiata in solitaria o con mio marito, insomma non è necessario indossare la mascherina. Ricordiamoci che i contagi avvengono soprattutto nei luoghi chiusi, invece è fondamentale continuare ad usarla all'interno dei luoghi chiusi, proprio perché sono quelli i luoghi dove l'aerosol, queste goccioline si accumulano nella stanza e possono causare dei contagi. All'aperto io mi sento di dire che, ma come la maggior parte delle decisioni che sono state prese, cioè potevamo non essere d'accordo su piccolezze, però diciamo che la gestione è stata un'ottima gestione. Senta, professoressa, questa pandemia sta rispettando i tempi che erano stati detti ovviamente dagli scienziati, cioè verso luglio sarebbe terminata, è tutto come era stato previsto quello che sta succedendo? No. Beh no, gli scienziati, come abbiamo detto, hanno fatto previsioni diverse, ma questo è anche normale, perché ci possono essere scenari diversi. Immaginate un modello matematico, no? Per poter contenere tutte le variabili che ci sono in una situazione come questa, deve essere un modello estremamente complesso, e invece in genere i modelli matematici tendono a essere semplificati proprio perché sono troppe le variabili inserite all'interno. Quindi diciamo che gli scenari possibili erano tanti, c'era lo scenario catastrofico, quindi con 150.000 terapie intensive occupate, quello proprio drammatico, oppure c'era lo scenario che diceva non succederà un granché. Diciamo che l'andamento della curva è un andamento che, cioè, quando abbiamo capito di aver raggiunto il picco, ha seguito l'andamento che ci aspettavamo. Adesso dobbiamo vedere che cosa accade prima di poter dire che veramente siamo completamente fuori pericolo. Vediamo che cosa accade nei prossimi 10-15 giorni, perché appunto le vere riaperture ci sono state da poco e quindi adesso dobbiamo vedere se queste riaperture importanti possono alterare un po' il numero di contagi. Però io non mi aspetto niente di drammatico, niente di così preoccupante. Ci potrà essere qualche caso in più, ma lo terremo sotto controllo. Ecco, la comunità scientifica ha detto, quasi tutti, mi sembra di aver capito, mi corregga se dico una cosa errata, che in autunno potrebbe ritornare questo virus. Allora le chiedo, se è così, mi auguro che sbaglino anche in questa previsione, se fosse così, ecco, sotto un profilo di ovviamente di medicinali, di farmaci, avete trovato, c'è qualche farmaco che aiuta a diminuire l'intensità di questo virus? La prima domanda. E la seconda, com'è la situazione vaccini? Allora, tutti ci auguriamo che in autunno non accada nulla, però è possibile che invece, come altre patologie di tipo respiratorio, in autunno si possa avere
una seconda ondata, che però non deve essere un'ondata, diciamo che potrebbe aumentare il contagio, ma io mi auguro che attraverso quello che abbiamo imparato riusciremo comunque a tenere sotto controllo eventuali piccoli focolai che si dovessero sviluppare. Per quanto riguarda le terapie, allora no, ancora grandi novità non ce ne sono. Diciamo che il plasma iperimmune è una possibilità, si stanno facendo dei trial clinici in questo momento per cercare di capire se effettivamente funziona. Mi aspetterei di sì e i dati che ci sono, che circolano, sembrano indicare di sì. Un farmaco più rapido del vaccino potrebbe essere gli anticorpi, che sono un po' l'evoluzione del plasma iperimmune. Il plasma iperimmune praticamente è la parte liquida del sangue che viene presa da una persona guarita, che contiene gli anticorpi e che viene trasferito in una persona malata. Ecco, trasformare questo in un farmaco è possibile andando a generare degli anticorpi appunto protettivi, neutralizzanti. Ce ne sono diversi in questo momento che stanno andando avanti e questo potrebbe essere un approccio che per la fine dell'anno potrebbe arrivare. Per il vaccino non mi faccia fare il toto vaccino, perché poi ci accusate di dire cose sbagliate, non lo so quando può arrivare, ci vorrà ancora un po' di tempo. Come le avevo detto già l'altra volta in trasmissione, un vaccino prima di 18 mesi è difficile che arrivi, per cui probabilmente per l'estate prossima o la primavera prossima, se va tutto bene. Ho accusato tanti, ma non la professoressa Antonella Viola, mai, non l'ho mai accusata. No, certo. Sto scherzando ovviamente. Grazie professoressa, lei è sempre molto gentile, grazie di esserci collegata con noi, davvero grazie, è stato un piacere. Allora, Bottacin rimane con noi, andiamo in pubblicità, va bene, perché adesso abbiamo anche tante cose da parlare con lei. Dov'è Bottacin? Vediamo se riesco a vederlo. L'avevo invitato qui Bottacin, però lo vediamo Bottacin, vediamo un attimino se me lo inquadra. Ecco che Bottacin, perché Bottacin, io le ho detto, assessore venga a trovarmi in studio, giustamente capisco, è lì da 100 giorni che tutti i giorni fa la strada, arriva e va a Mestre assieme al governatore, assieme all'assessore Lanzarin. Io non so, vi siete fatto, mi scusi la parola, un mazzo davvero incredibile, però avete ottenuto dei risultati straordinari e questo credo ne sia valsa la pena, quindi davvero complimenti per il lavoro che ha fatto. Rimane con noi, andiamo in pubblicità, rimanete con noi a tra poco.